detto. Allora adesso le mettiamo. Sono Maria, da Sambuca sto preparando la parmigiana alla siciliana. Sì? Tutto qua è mio. Tutto. It's high summer in Sambuca, Sicily. On days like these, cooks like Maria don't want to turn on the oven, so she's making a stovetop eggplant parmigiana. Maria cuts strips of skin off some of her eggplants. The stripes stop the vegetables from disintegrating when they're fried. She cuts them lengthways into 1 centimetre slices and sprinkles salt all over them. She leaves them to drain for 5 minutes so that they will absorb less oil. La preparo in padella. Si gira da un lato prima e poi dall'altro lato. Then she places them in a single layer in a non-stick pan with some olive oil. While the eggplant fries, Maria slices 2 large potatoes into thick discs. Non c'è bisogno di tutto. Here comes the sun. All'inizio è un po' più duretta, capito? E la faccio un po' così, per ammorbidire. She wants her eggplant browned on both sides and well cooked. Sono animali d'olio questi. Once they're soft, Maria places the slices on kitchen paper towels to absorb the excess oil. Ah, signora pure gira. Sì. Queste si mettono ad asciugare qua. Next, she fries the potatoes until they're golden on both sides. Un po' di patatina, fritta. C'era l'acqua. Tagliate abbastanza grosse, non sottili, vero? No, perché poi vengono. No, l'importante è che a fuoco più basso non viene arrostita, viene morbida, come questa. Now comes the assembly stage of the recipe, using cheeses, breadcrumbs, basil, and a little tomato salsa. Maria sprinkles a layer of breadcrumbs over the base of the wiped clean frying pan, followed by some pecorino cheese. Formaggio. Pecorino. She adds a layer of the eggplant, then spaces the potato slices evenly over them. In between the potatoes, Maria adds small bits of Parmesan, followed by a local melting cheese called sortilette. Emmental is a good substitute. Next, Maria dots over some of her homemade tomato sauce. It's there for flavour. To make her salsa, Maria cooks fresh tomatoes with garlic and basil and passes the mixture through a food mill before bottling it. Fatta in casa. Fatta in casa, sì, biologica. Fatta da Maria. Sì, all'antica però, Andrea. O la fanno moderna, ma io non mi piace. Basilico, anche abbondante perché ci sta buono. Maria repeats these layers twice more. This Sambuca version of eggplant parmigiana is because most homes until about 60 years ago did not have an indoor electric or gas oven. L'ultimo strato. 3 layers.
Maria then fries the layers over a gentle flame until a crust has formed underneath. She can tell from the smell when it's done. Non mettere tanto olio sotto quando si fa questo lavoro, perché sennò non viene brustolita la mollica. Da piccola stavo con i miei nonni qua, non tutto l'anno, però erano soli, mio papà lavorava, mia mamma aspettava mio papà che veniva di campagna e quindi i miei nonni erano soli e poi erano un po' più grandette e mandavano a me qua per farci compagnia. Quindi ero con mia nonna qua e vedevo quello che faceva il pane, poi prendeva un po' di pane mentre che il pane si lievitava e faceva la pizza, ma una pizza che non mi viene più buona come la faceva mia nonna. Del pane prendeva un po' di pasta, la faceva così, la allargava un poco, faceva così, metteva un po' di salsa, un po' di origano, un po' di formaggio e la buttava nel forno. Ma una pizza favolosa. Non può venire una pizza così come faceva mia nonna. It helps to have a flat plate which fits inside the frying pan. Maria turns the parmigiana onto it. See. Quel lato è cotto. Great. Yeah. She adds a little oil to the pan and sprinkles over plenty of breadcrumbs and pecorino so another nice crust forms. Because now she repeat the same process on the other side. Pan grattato. E pecorino, vero Maria? Pecorino. Poi facciamo così. She then slides it onto a plate for serving. Che maestria. Che profumo di pecorino. Ecco qua, la parmigiana è pronta, la possiamo mangiare già. This is a wonderful summer lunch. Buon appetito! La mangia anche Rosetta? La mangiate tutti? La mangiamo tutti. Certo. Grazie Maria. Grazie a voi. Grazie a voi. Click on the subscribe button for regular helpings of pasta grannies.